abbiamo una nuova impostazione pedagogica. Nascono due tipi di scuole, due modelli educativi che sono... Nascono le università, che sono corporazioni di studenti di maestri, e arti e misteri. Prego. Benissimo, università e arti e mestieri. Nascono solo in Italia o anche all'estero? Nascono a Bologna, Padova, Napoli, Parigi, Montpellier, Oxford e Cambridge. Benissimo. Esempio, ovvero Esempi sul comportamento da seguire. esempi di uomini particolarmente virtuosi da prendere come modello educativo. Poi Divina Commedia. Ricordiamo la figura di Virgilio, una novità, e oltre a Virgilio la madre di Davide, ovvero Beatrice. L'ablativo assoluto che cos'è? È composto da un nome all'ablativo assoluto e un verbo posto all'ablativo. Confrontate le due traduzioni e vedete quali sono le caratteristiche più evidenti dello stile linguistico di questo autore, va bene? Le ultime immagini che avete appena visto si riferiscono a una classe del liceo Stefanini di Mestre dell'indirizzo Scienze Umane. Erano divisi a coppie e stavano traducendo una versione di latino. Come mai a coppie? Perché proprio durante un'ora delle Scienze Umane, che è la disciplina caratterizzante questo indirizzo e che comprende la pedagogia, la psicologia, la sociologia e l'antropologia, hanno scoperto che la condivisione e la collaborazione aiutano enormemente il processo di apprendimento. Questo è uno dei tanti piccoli segreti che, se vi iscriverete in questo indirizzo, potrete scoprire. Un indirizzo che ha come centro l'uomo in tutte le sue dimensioni, quella cognitiva, quella culturale, relazionale e affettiva. Le scienze umane, insieme a tutte le altre discipline che qui studierete, vi aiuteranno da angolature diverse a rispondere a una domanda cruciale, antica ma assolutamente attuale, e cioè: che significato ha l'uomo e in quale modo la sua esperienza di vita può essere caricata di significato e diventare ricca? Bene, se questa domanda in qualche modo vi intriga, questo è l'indirizzo che fa per voi. Qui potrete avere conoscenze e competenze che vi aiuteranno a mettervi in ascolto degli altri e a diventare dei cittadini responsabili e consapevoli.